prima cosa che mi viene in mente, ma che ho in mente continuamente da ieri sera, da ieri pomeriggio, è la situazione delle persone ricoverate. Questa è la mia prima preoccupazione. L'altra è quella di poi valutare insieme quelli che saranno inevitabilmente, ma giustamente anche, il risarcimento alle persone che sono state coinvolte, i danni, cioè ci sono assicurazioni che vengono stipulate dagli enti pubblici, anche dal Comune di Luino, appunto, è su queste basi che adesso partiranno tutte le procedure, tutto ciò che riguarda l'evento. Fermo restando il mio dispiacere, il mio dolore per quello che è successo e il peso che ho nel cuore perché uno non immagina mai, insomma, no, questi eventi. Però resta inteso che poi si procederà appunto nel modo che è previsto poi in queste situazioni, quindi attivazioni di assicurazione, eccetera, eccetera. Quindi sarà questo il percorso. Oggi avrete una riunione anche per ciò che riguarda i giorni di festa nei prossimi giorni. Ci sarà una riunione dove il comitato che si è dedicato da tempo, da mesi, per dare questo momento di festa alla città, che aspettava da un po' di tempo, dopo i periodi del Covid, e eravamo tutti molto, molto contenti di poter organizzare questa festa insieme alla parrocchia, insieme a altri enti, commercianti, Nuova Proloco, privati. Io personalmente non sono nello stato d'animo di poter dar seguito a questa cosa qui, loro lo sanno, ma lo sanno tutti, insomma, no? Non voglio dire, ma vicino a un oratorio che sta facendo un campo estivo, un fatto di questo genere è un fatto che ti tocca e quindi non ti rende in grado di avere quella serenità e questa letizia che accompagna queste belle giornate.